Il ministro di Grazia e Giustizia, Andrea Orlando, presenterà il piano venerdì prossimo, un programma che potrebbe cancellare definitivamente il Tribunale di Bassano dalla geografia giudiziaria, un'ipotesi che rappresenta un'eventualità per nulla marginale, del tutto in linea con il decreto Monti che cancellò tutte le sedi dei palazzi di giustizia non capoluogo di provincia. Ora i sindaci scendono in campo e lanciano l'idea di un tribunale della Pedemontana che per dimensioni e zona servita potrebbe essere l'8° del Veneto. Un'ipotesi che ha già raccolto i favori del primo cittadino di Padova Massimo Bitonci, di Vicenza Achille Variati e anche quello del primo cittadino di Treviso Giovanni Manildo. Il Tribunale della Pedemontana potrebbe risolvere molti problemi della giustizia del nostro Veneto. Noi abbiamo 7 sezioni con però un numero di imprese nettamente superiore alla media nazionale, quindi sarebbe importante riuscire a dare una risposta a questo territorio. Nei giorni scorsi i 3 primi cittadini hanno inviato una missiva congiunta al premier Matteo Renzi e ora è proprio dai palazzi del governo che la politica locale attende le risposte. Tra i sindaci intanto serpeggia anche l'idea di una manifestazione, una mobilitazione delle fasce tricolori per sostenere questa battaglia. Le marce sono atti dimostrativi se sono accompagnate da un ragionamento che deve essere fatto altrove. Dopo la riforma che ha chiuso le sedi periferiche, a soffrire maggiormente sono state proprio Treviso e Vicenza, con un incremento dei fascicoli di oltre il 130%. Per questa ragione anche molti altri sindaci del territorio sostengono la nascita di un tribunale pedemontano, un'iniziativa, sottolineano, che deve essere sostenuta non solo a parole ma anche con l'impegno in prima persona. Molto probabilmente alzando un po' i toni e rivendicando gli investimenti già fatti, un atto di sensibilizzazione anche forte potrebbe portare il governo a un ripensamento. Una misura quanto mai necessaria, sostengono i sindaci. Secondo quanto stabilito dalla riforma, ogni tribunale dovrebbe servire un bacino di 364.000 cittadini. Treviso e Vicenza ne servono 800.000 ciascuno e Padova ne serve 700.000.